Sportivi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, siamo di nuovo insieme, come al solito con la puntata del giovedì di penalty, la puntata che parla soprattutto del campionato di promozione, ma anche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Siamo in onda ogni giovedì a partire dalle 20:30 sul canale appunto 19 del digitale terrestre. Partiamo subito e lo facciamo con il campionato di promozione, partiamo con il girone A. Si è giocata la prima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Bagheria Calcio Margheritese 2018 1-1, Aspra batte Valderice Calcio 5-1, Regina Mundi batte Sport Palermo 2-0, Cus Palermo batte Alcamo 1928 2-1, Borgetto Giardinello batte Renzolo Piccolo 2-1. Vittoria fuori casa per il Montelepre 1-0 contro il Fulgatore ed infine Mazzara batte 90-011 Bagheria 2-1. Allunga in classifica il Montelepre grazie anche al pareggio del Bagheria Calcio. Guardiamo la classifica. Montelepre 34 punti con 31 Bagheria Calcio, con 30 Regina Mundi, 25 punti Cus Palermo con 22 Aspra, 19 punti Alcamo 1928 e Margheritese 2018, con 18 Borgetto Giardinello e Fulgatore, 16 punti Sport Palermo, con 13 punti il Mazzara, 12 90-011 Bagheria. Chiudono la classifica Renzolo Piccolo 9 punti e Valderice Calcio con 6 punti. Tutto è pronto, attendiamo il fischio di Cannata che arriva puntuale in questo momento. Partiti Montelepre che attacca da destra verso sinistra con la tradizionale maglia giallo-rossa, calzoncini e calzettoni rossi, risponde il Fulgatore in maglia a strisce verticali e bianco-azzurra, calzoncini e calzettoni azzurri. Primo giro palla della squadra di guida Rossomando, Castigliola, il fallo da dietro e danni di Castigliola, protestano quelli del Fulgatore, chiede spiegazioni in camicia. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione quando siamo dentro il 30° minuto. Parte Rossomando, attendiamo il fischio del signor Cannata che arriva in questo momento. Rossomando di testa, Pierce! E c'è il gol di Nacio Pierce al minuto 30, incornata perfetta dell'argentino, e Montelepre che quindi sblocca la gara alla mezz'ora. Preciso il pallone di Rossomando, preciso il colpo di testa di Pierce, quindi Montelepre che sblocca alla mezz'ora la gara. Abbiamo assistito a una bella partita, dispiace che nel secondo tempo alcuni episodi siano stati interpretati non nel modo corretto da parte del direttore di gara. Comunque vittoria sicuramente meritata e complimenti anche al Fulgatore. Sì, sicuramente, gran partita da parte della squadra di Messina. Amici sportivi, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima gara che si giocherà domenica al Don Pino Puglisi contro l'Alcamo. Buonasera a tutti e ancora buon campionato di promozione Girone A con il Montelepre ancora in testa. Primo impegno del 2025 per il Mazzara di mister Vito Signorello tra Mazzara e Bagheria 90-011, subito uno scontro diretto, prende il via proprio in questo istante la partita con il primo possesso di marca mazzarese. Mandalà che cerca il lancio in avanti, attenzione c'è l'uscita da parte di Matteo Giacalone che si salva in qualche modo, poi Ciolino perde un pallone velenoso all'ingresso dell'area di rigore, c'è però Rallo sulla linea di porta a salvare il Mazzara. Bagheria pericoloso, Ninni Siragusa sul punto di battuta di questo calcio di punizione, la palla in avanti a cercare la torre di Rallo, Porpe che non trattiene la palla, arriva in qualche modo alla Francesca, poi ancora Rallo che corregge in rete e arriva il vantaggio del Mazzara con il solito Filippo Rallo. Tanto proprio il Bagheria prova subito a riproporsi con la grande parata di Matteo Giacalone, rimessa laterale battuta adesso con la palla in area di rigore che danza pericolosamente proprio nei pressi, c'è un miracolo da parte di Matteo Giacalone, questo intervento di puro istinto, palla messa in mezzo con il pallone che arriva direttamente tra i piedi
di un giocatore nerazzurro, si tratta di Pastorella, che riporta il risultato in parità quando siamo al 36esimo minuto. Il duello con Benedetto Lentini, che però commette fallo sul diretto avversario. Arriva anche uno spintone con l'arbitro, che adesso vedremo se prenderà provvedimenti nei confronti di Levantino. La gara, lo abbiamo detto pochi istanti fa, si sta innervosendo. Vedremo se l'arbitro deciderà di tirare fuori i cartellini dal proprio taschino. Arriva il rosso diretto all'indirizzo del capitano del Bagheria, Levantino, e dunque arriva anche un rosso all'indirizzo di Benedetto Lentini. Entrambe le squadre restano in 10. Pastorella ancora centralmente per Gambino. Gambino che poi prova ad aggiustarsi il pallone sul destro. Il tiro di Gambino che finisce di poco alto. Palla messa in mezzo con il colpo di testa di Rallo che finisce di poco alto. E finisce qui il primo tempo con il duplice fischio da parte del signor Canicattì di Agrigento. Prova a entrare in area Vincenzo Russo. La palla per Perrone che prova il destro. Si allunga la maglia di Pastorella, che in qualche modo invece va da Santa Guida. Il pallone per Bonanno con l'uscita di Matteo Giacalone. Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Bonanno direttamente in porta, e ancora una volta il grande intervento di Matteo Giacalone. Intanto c'è il guizzo di Vincenzo Russo che prova a portarsi in avanti. Ancora Russo che è messo in gioco. C'è Rosella che riceve in area di rigore. Rosella! E Mazzara torna in vantaggio quando siamo all'85esimo minuto. Angelo Rosella con arbitro che va a confrontarsi adesso con il primo assistente. Arriva un richiamo per mister Signorello, che viene espulso. A gestire il pallone, la sfera per Di Blasi. Di Blasi che poi cerca in avanti un compagno, allontana la difesa del Mazzara. Poi il tentativo da fuori da parte di Gambino. Arriva Porpe, arriva un cartellino rosso all'indirizzo di Vincenzo Russo. Triplice fischio del direttore di gara Luigi Canicattì di Agrigento, che decreta la vittoria del Mazzara. Il Mazzara si impone per 2-1 sul Bagheria 90-011. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone B, dove continua la lotta al vertice tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese. Prima giornata di ritorno, subito i risultati di domenica. San Fratello Acquedolcese batte Atletico Messina 3-1, Promende Calcio batte Monforte San Giorgio 1-0, Valdivisi Calcio batte Città di Mistretta 4-1, Città di Galati batte Città di Villafranca 1-0, Nuova Rinascita Messana 1966 1-1. Orlandina Calcio batte Sant'Alessio 4-0 ed infine Sant'Angiolese batte Aluntina 3-0. Solo un punto di distacco tra San Fratello Acquedolcese e Messana 1966, che comunque continua ad essere leader in questo girone B del campionato di promozione. Eccola qua la classifica. Messana 1966 36 punti con 35 San Fratello Acquedolcese, 25 punti Orlandina Calcio e Città di Mistretta, con 24 Monforte San Giorgio, 23 punti Valdivisi Calcio e Promende Calcio, 22 Sant'Angiolese, con 21 Città di Villafranca, 13 punti per il Città di Galati, con 12 l'Atletico Messina, 10 punti Nuova Rinascita, chiudono la classifica Aluntina con 5 punti e Sant'Alessio con 2. Il San Fratello Acquedolcese dell'ex tecnico Peppe Furnari infligge all'Atletico Messina la prima sconfitta del 2025, in attesa che giochi la capolista Messana aggancia al primo posto proprio la squadra dello Stretto. Ma è la formazione di casa a sfiorare subito il vantaggio per due volte, prima con il cross di Farina che deviato da Dabò scheggia la parte alta della traversa e poi con Briganti, il cui sinistro a colpo sicuro dagli sviluppi di angolo trova la decisiva parata di Commisso. Vantaggio che trovano invece gli ospiti quando Truglio di testa anticipa
prima tutti, mettendo alle spalle di Previti il pallone che spiana i suoi la strada verso la vittoria. Ma è una gioia che dura poco per i biancoverdi, infatti pochi minuti più tardi Liotta, ben servito in aria da Calapai, batte Commisso col destro, ristabilendo la parità e firmando così il suo primo centro in campionato. L'Atletico ci crede, ma il sinistro di Guglielmo subito dopo non centra lo specchio della porta. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non trova nemmeno la squadra di Furnari, con Calabrese che di testa manda alto il cross di Zingales. I biancoverdi però fanno centro subito dopo, quando Caracò dagli sviluppi di corner non perdona Previti col destro, facendo così Atletico Messina 1, San Fratello Acquedolcese 2 per il classe 2003. Si tratta della quarta rete in campionato. Gli ospiti tentano di chiudere i conti, ma prima è la difesa locale a murare il destro di Caroccio, mentre la successiva conclusione di Calabrese si perde larga non di molto. Nella ripresa l'Atletico vuole il pareggio, che non arriva solo per la decisiva parata di Commisso su Liotta. Poi però gli ospiti tornano a spingere dopo il sinistro ravvicinato di Caroccio che sfiora di poco il palo. I biancoverdi calano il tris al secondo tentativo, quando ancora Truglio raccoglie il solito cross da sinistra di Zingales e di testa batte Previti per il gol del 3-1 e della sua doppietta personale. Il San Fratello Acquedolcese avrebbe anche la chance di calare il poker per 3 volte, ma prima il destro ravvicinato di Di Natale si perde di poco alto, poi il successivo mancino a colpo sicuro di Spinella da centroaria è salvato sulla linea di porta da Garufi, e sempre Spinella dal limite col sinistro centra in pieno la traversa. Nel finale ci prova anche l'Atletico con il neoentrato Signorino, che però non trova la porta avversaria. Il San Fratello Acquedolcese sale in classifica a quota 35 punti, mentre l'Atletico Messina, che rimane ancora secco di vittoria in casa, resta fermo a 12 punti. In una sfida equilibrata sono i locali ad avere dopo 2 minuti la chance per portarsi in vantaggio, quando il signor Florena di Messina concede rigore su Assenzio, ma dal dischetto lo stesso numero 10 neroverde, ancora in vena di regali natalizi, spara direttamente fuori. Il Monforte non ci sta e nel finale di frazione ci prova con Leo, che di testa non trova lo specchio della porta. Nella ripresa però la Promende ci crede di più, sfiorando in più occasioni il vantaggio, prima con Ballarò, il cui tiro a colpo sicuro è murato da Trimboli, poi con Currò che dagli sviluppi di angolo alza troppo la mira col destro, quindi con Cambria che su calcio piazzato trova un super Campanella a dirgli di no, e infine con Pantano che dal successivo corner in acrobazia centra il palo alla destra del portiere. Al minuto 85 però il Monforte rimane in 10 uomini, viene infatti espulso dall'Oglio, doppio giallo per l'esperto calciatore neroverde, reo di aver reagito nei confronti del portiere ospite Capilli, con i locali dunque che chiudono con l'inferiorità numerica. La Promende approfitta subito della situazione, al minuto 87 assesta il colpo letale, quando Ballarò con una fantastica giocata personale indirizza sotto la traversa il pallone che vale di fatto l'1-0 per i giallorossi. Per l'esperto centrocampista classe 97 dei Lucesi si tratta della prima rete in campionato. Nel finale ci prova comunque il Monforte a rimettere la sfida in parità, ma il tentativo di Rasà non sortisce l'effetto sperato. Per la Promende la quinta vittoria fuori casa, giallorossi che si portano a quota 23 punti, agganciano la quinta posizione insieme alla Valdinisi, mentre il Monforte rimane al quarto posto con 24 punti. Il nuovo anno della Messana si inaugura al Comunale di Brolo per la prima giornata del girone di ritorno di promozione. Nel girone B i messinesi fanno visita alla nuova rinascita con il chiaro obiettivo di riprendere la corsa in vetta. La formazione di mister Cosimini è a quota 35 punti e cerca di riallungare sul San Fratello Rocca Acquedolcese, vittorioso ieri al Sorbello Stadium contro l'Atletico Messina. La formazione giallorossa per affrontare questa sfida vede Ferrara in porta, in difesa ci sono Tricamo, Misiti e Fragapane, mediana lunga con Viscuso, Gargiulo, Rizzo, Ferraù e Giuseppe Bonasera. In avanti la coppia Ventra-Barbera, risponde la nuova rinascita con Dagati, Mastrolembo, Neres, Collorafi, Mosca, Monte, Nibali, Mastriani, Accetta, Paradiso e Tuccio. Partiamo allora con le immagini col film del primo tempo. Dopo 12 minuti dalla destra attacca la Messana, il pallone sbuca per Ferraù, si coordina dal limite, smonta la traversa, non riesce allora la formazione giallorossa a trovare il vantaggio, non riesce Ferraù a trovare il quarto gol consecutivo, aveva chiuso
infatti il 2024 alla grande il centrocampista di mister Cosimini. Qui ancora Gargiulo prova ad inserirsi fra le linee, conclusione che sorvola l'incrocio dei pali al 21esimo. Il tentativo stavolta di imbucata di Gargiulo per Barbera, e con questo controllo vanifica un tentativo che sembrava propizio. Finisce così il primo tempo al Comunale di Brolo 0-0 tra Nuova Rinascita e Messana in questa prima giornata del girone di ritorno di promozione. Possiamo partire col film della ripresa. Messana che spinge subito con la sfera che da Barbera termina a Rizzo. Nel frattempo brutto il fallo di Paradiso, Rizzo cerca la gran conclusione dalla distanza, sfiora soltanto l'incrocio. Minuto 54, arriva qualche protesta esagerata dalla panchina della Messana, farne le spese e mister Giuseppe Cosimini termina così la sua gara. Poco dopo attacca la Nuova Rinascita, Paradiso mette giù il pallone alla grande, prova a girarsi in aria ma c'è un intervento monster da parte di Stefano Tricamo. Minuto 55 dal corner che segue, il pallone gira sulla destra di Tuccio che anticipa tutti, sbuca e va più in alto per fare 1-0. Bianconeri avanti, la Nuova Rinascita sblocca a sorpresa il match contro la Messana, entra Cannavò, serve l'artiglieria pesante fuori Ferraù. Poco dopo sarà il momento di Sottile al posto di Viscuso, esce anche Giuseppe Bonasera dentro Anthony Arena. La Messana ci prova, la sventagliata di Rizzo che apre a destra in zona Barbera, riceve il numero 9 che punta l'area di rigore, va all'1 contro 1, gioco di gambe, poi la mette al limite di fatto per Ventra che si gira il sinistro che però termina altissimo. Siamo al 75esimo, la Messana spinge ancora per scongiurare quella che sarebbe la prima sconfitta della stagione. Barbera mette in mezzo, Ventra tocca ancora ma non riesce a coordinarsi bene, sfiorando solamente il palo. Arriviamo fino all'80esimo, il momento di Gazzè sul terreno di gioco, attacca ovviamente solo la Messana, cerca il colpaccio a Nuova Rinascita. Barbera la mette dentro da Ventra che lascia lì l'avversario, va al mancino a botta sicura, incredibile sulla linea l'intervento di Mastro Lembo che tiene a galla la Nuova Rinascita, ma al 94esimo la girata di Fragapane, l'acrobazia che vale l'assist per Antonio Ventra, colpo di testa vincente, non muore la Messana e scongiura la sconfitta al Comunale di Brolo. Finisce dopo 8 minuti di recupero, termina 1-1. È un duello quello tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese che sicuramente ci porteremo sino allo scontro diretto che probabilmente potrà decidere la squadra che vincerà questo girone B del campionato di promozione. Si volta pagina e parliamo adesso del girone C. Anche in questo girone sono due le squadre al vertice che lottano per la vittoria finale. Parliamo del Camarat 1972 ed il Giarre Calcio. Guardiamo i risultati di domenica scorsa. Gemini Calcio batte Santa Domenica Vittoria 1-0, Villarosa San Sebastiano batte San Pietro Calcio 2-0, Giarre Calcio batte Aragona 2-1, Santa Venerina batte Casteltermini 3-1, Camarat 1972 che vince in casa 3-0 contro il Nicosia ed infine il Belpasso 2014 che sbanca Riposto vincendo 2-1. Ha riposato il Serra di Falco. Vincono entrambe dunque le squadre di vertice, eccola qua la classifica con il Giarre che continua ad essere leader con 32 punti, 30 punti Camarat 1972, con 23 Aragona Calcio, 20 punti Villarosa San Sebastiano, con 19 Nicosia e Gemini Calcio, 18 punti Santa Domenica Vittoria e Belpasso 2014, con 15 il Santa Venerina, 14 punti Casteltermini, 12 punti per il Serra di Falco con 11 RSC Riposto, ultimo in classifica il San Pietro Calcio con 1 punto. Riparte la caccia al primo posto occupato dal Giarre nel girone C del campionato di promozione. La Camarat inaugura il 2025 di fronte al proprio pubblico allo stadio Vito Di Marco. I padroni di casa puntano ai 3 punti dopo aver chiuso il 2024 con il 4-0 sul Casteltermini. L'avversario di giornata è la Polisportiva Nicosia con Pagine Tosta che occupa il 4° posto in classifica. Vediamo la formazione del Camarat per affrontare questa sfida: Tarantino, Mustafa, Sclafani, Pettinato, Vizzini, King, Lupo, Noto, Serio, Carioto e Velardi. Risponde la Polisportiva
Nicosia con Failla tra i pali, a seguire Palestini, Minofi, Garcia, Gazzana, Fernandez, Nunez, Spidaleri, De Los Santos, Garriga e Lopez. Partiamo allora col film del primo tempo. Camarat che spinge dopo 8 minuti di gioco, a sinistra viene liberato Sclafani che punta l'avversario 1 contro 1, poi destro improvviso, pallone sull'esterno della rete al 16esimo, lancio lungo per Velardi, fa la sponda per Cariodo, sinistro al volo, gol bellissimo quello del Camarat, il primo del 2025, si sblocca il risultato, avanti biancazzurri, grande firma di Cariodo al 25esimo, potrebbe già essere 2-0, azione meravigliosa a liberare ancora Cariodo in mezzo all'area, tutto solo stavolta, la spara alta, arriviamo fino al 30esimo, si fa in avanti la Polisportiva Nicosia, serve il grande intervento di Tarantino che si rifugia in calcio d'angolo, al 33esimo l'ultima chance, break offensivo del Camarat che si proietta in zona offensiva con la conclusione affidata a Serio che viene alzata in calcio d'angolo da Failla. Così finisce il primo tempo allo stadio Vito Di Marco, Camarat 1, Polisportiva Nicosia 0, decide il gol realizzato al 16esimo da Davide Cariodo. Passiamo allora al film della ripresa, subito Polisportiva Nicosia che ha la ghiotta chance di riaprire il match, ma questa conclusione a centro area finisce sballata, 49esimo, calcio d'angolo, messa all'indietro per Serio che fa tremare la traversa, la sfera rimane lì, l'azione prosegue e il Camarat alla fine si guadagna un calcio di rigore, grande chance per mettere la partita definitivamente in discesa, proprio Serio sul punto di battuta viene ipnotizzato da Failla ma sul sinistro non può nulla il portiere, arriva così il gol del 2-0 del Camarat, la prima firma del nuovo anno, della stella, del talento Jack Serio, ancora protagonista al 60esimo, lancio dalle retrovie, bucata la difesa, resiste alla carica e la mette lì dove il portiere non può arrivare, è 3-0 e il gol che di fatto manda i titoli di coda sul match perché il Camarat inizia alla grande il 2025, è 3-0 la Polisportiva Nicosia. È tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Finita la sosta natalizia, torna in campo la Russo Sebastiano Calcio che aveva chiuso il 2024 con l'eliminazione in Coppa Italia Promozione per mano del Santa Venerina, padroni di casa che partono fortissimo e già al terzo minuto spingono con Marino sulla tre quarti, poi Tomarchio interviene e smista per Marraffino dall'altra parte, sinistro di controbalzo del 7 ad un passo dall'1-0 in avvio. Al nono Orofino, break in mezzo, può distendersi allora in avanti la RSC, verticale per Marino, cioccolatino per Fisichella sul secondo palo, destro al volo, svirgolato e chance divorata dai padroni di casa. Sciupano i ripostesi, concretizza al massimo invece il bel passo, angolo di Gallo, deviazione sotto misura, paratone di Calabretta, ma sulla ribattuta arriva come un treno Marco Inserra che spacca la porta e fa 0-1. Reazione dei padroni di casa al 38esimo con Castorina che disegna per Marraffino a sinistra, sponda per Marino che di prima va per Fisichella, giocatone in mezzo a tre, poi col sinistro, chirurgico nell'angolino, GF9, Cech lo squartatore, pareggia lui 1-1. Ma dell'incredibile, quasi irrealistico, quanto accade poco dopo. Nemmeno il tempo di festeggiare, batte il bel passo, riceve Gallo da Inserra, scodella in avanti il numero 4, dormita clamorosa dietro, sbuca Binanti che col destro la spedisce in fondo al sacco e fa 1-2. Nella ripresa però la prima chance ancora per il bel passo, ancora con Binanti che qui riceve, si invola verso Calabretta e da due passi sfiora l'incrocio e manca il colpo del KO. A metà tempo Tomarchio a due tocchi riceve e imbuca per Fisichella, tutto solo in area, salta il primo avversario, riesce a saltare anche il secondo, poi viene murato e non riesce a colpire. Nel finale episodio clamoroso lo Iacono tocca per Fisichella che prende il tempo a Milizia, steso giù il 9, non c'è nulla per il direttore di gara postato a 2 metri. E sarà questo di fatto l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, cade la RSC al cospetto del bel passo, ripostesi che torneranno in campo domenica contro il Casteltermini.
Santa Domenica di Vittoria e Gemini Calcio a affrontarsi in questo match che mette in palio punti pesanti. Entrambe le squadre sono molto vicine in classifica, squadre che sono appena scese in campo, nutrite rappresentanza anche di pubblico ospite. Lunga trasferta per la squadra agrigentina. Inizia il match e allora il Gemini si fa sotto con Bamba la conclusione, palla sul secondo palo, Rebagliati, la palla poi viene colpita da Piedra. Bamba, la palla esce buona per Vaccaro, Vaccaro a tu per tu, Vaccaro, palo di Vaccaro, Vaccaro spalla alla porta, Vaccaro va via, grande giocata, Vaccaro, Suriano, Cavalieri, lancio per Piedra tu per tu, Piedra, esce De Miere che rimane a terra, si rialza, Piedra palla fuori, Cavalieri, Piedra, De Miere, Vaccaro, dribbling di Vaccaro, la palla esce buona per Bamba, Vaccaro, ancora lui, Vaccaro, miracolo di colonna, Lovico, rischia a sua volta Lovico, Vidal la recupera, Cavalieri, Santa Domenica Vittoria vicinissimo al vantaggio, ma l'ha toccata De Miere. Montagno, ora per Tortora con l'esterno, la palla è per Rebagliati che ha fallito un'occasione clamorosa, ma c'era offside. Miceli dentro per Bamba, Licata, la palla resta lì e poi Veca l'ha sbloccata, il Gemini Calcio all'81esimo minuto con Veca che va ad esultare, ed è così il Gemini espugna il Comunale di Santa Domenica Vittoria 1-0. La rete decisiva è di Veca. Gioco a 2 dunque nel girone C del campionato di promozione. Discorso diverso invece nel girone D, dove il Niscemi FC continua a vincere e a distanziare le proprie inseguitrici. Domenica si è giocata la prima giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Aci Bonaccorsi Calcio batte Gimini Cascordia 2-0, Pro Ragusa batte Priolo FC 2-0, Niscemi FC batte Aci e Galatea 8-1, Noto Calcio Aci Catena Calcio 1-1, Frigentini batte Santa Croce 2-1, Scicli batte Gela 3-1, Atletico Megara 1908 che vince in casa del Canicattini per 5-0. Adesso sono 8 i punti di distacco del Niscemi FC nei confronti della sua diretta inseguitrice, parliamo chiaramente dell'Atletico Megara. Eccola qua la classifica con il Niscemi al primo posto con 39 punti, con 31 Atletico Megara, con 28 Priolo FC, 26 punti Pro Ragusa, 22 Gela, 20 Aci Catena Calcio, con 19 il Noto Calcio, 17 lo Scicli, con 16 il Santa Croce, 14 punti per Gimini Cascordia e Frigentini, 13 punti Aci Bonaccorsi Calcio, con 11 Città di Canicattini, chiude la classifica Aci e Galatea con 9 punti. Amici sportivi appassionati di calcio, dilettanti, il più cordiale buon pomeriggio dal Pino Buongiorno di Caltagirone, buon pomeriggio da parte di Giovanni Melfa che vi terrà in compagnia nel racconto del match che vedremo a breve, che vede di fronte il Niscemi, squadra di casa, e l'Aci Galatea. La partita è valida per la prima giornata di ritorno e la 14ª giornata di questo campionato di promozione girone D. Allora, la partita è iniziata in questo momento con il Niscemi che ha battuto il calcio d'inizio. Siamo al 7° minuto di gioco, Amagia è pronto dal dischetto, parte Amagia, gol! Portiere spiazzato, pallone da una parte, Motta dall'altra, il Niscemi è in vantaggio dopo nemmeno 8 minuti di gioco. Pallone che poi viene smistato in centro, occhio che sul pallone arriva Amagia, il tiro di Amagia, gol! 2-0, è il timbro del tanque, l'argentino, ancora lui, Juan Martín Amagia, 2-0 e il Niscemi vola dopo nemmeno 12 minuti di gioco.
occhio al tiro, c'è il gol del 3-0, gol del 3-0 realizzato da Marino e siamo solamente al 13° minuto, Niscemi 3, Aci Galatea 0, gol di Marino, ha trovato il varco il giocatore numero 4 del Niscemi e dai 22 metri ha lasciato partire un tiro rasoterra preciso. La Cigalatea che adesso prova questa azione e mezzo, c'è la possibilità del gol che arriva, bel gol da parte della Cigalatea che porta la firma di Nicotra, che va anche a salutare i pochi supporter che sono presenti qui al Pino Buongiorno. Ancora Runza di prima, prova a servire a Magia, occhio a Garuffi, poi interviene sul pallone a Magia, c'è il libero Bojang, il tiro, gol di Mamadou Diop, e il gol del 4-1. a Magia, visto con l'occhio Diop, gli ha servito un pallone su un piatto d'oro e Mamadou Diop questa volta non perdona. Attenzione a questa azione del Niscemi con Bojang che mette in mezzo e c'è il gol del 5-1 messo al segno da Garuffi, azione tutto di prima da parte del Niscemi, 5-1. Eccolo qua, il fischio del direttore di gara, finisce qua il primo tempo. Bojang, il traversone di Bojang, colpo di testa di Amaggio, gol! Che gol! 6-1! Martin Federico Amagia, 6-1 per il Niscemi, bellissimo gol, un'incornata di testa con il pallone che si è andata a infilare sul set, 6-1 per il Niscemi. Occhio che Parisi può tagliare bene il campo, serve De Leonardis, occhio a De Leonardis e c'è il gol del 7-1, gol del 7-1, De Leonardis è lui a realizzare il gol del 7-1, grande lavoro di Parisi che ha tagliato a metà campo gli avversari e ha dato questo pallone d'oro a De Leonardis. Napolitano, si gira Napolitano, vediamo se serve un compagno, prova il tiro, Napolitano, gol! Gran gol di Napolitano, ma che gol ha fatto Napolitano, 8-1, strepitoso Napolitano, questo è un gol veramente d'antologia. Il 2025 e il girone di ritorno si aprono con una pericolosa trasferta per la Cicatena. I biancorossi infatti sono di scena allo Stero Tuccitto, casa del Noto, che chiuse il girone d'andata con un roboante 4-0 ai danni del Megare, che occupa il 7° posto in classifica, a -1 proprio dai catenoti. Ottimo avvio di partita dei padroni di casa, corner di Guzzardi, ci mette un pugno Romano, poi Giarratana la mette giù e serve nuovamente Guzzardi. Il traversone per Gabrielli, la sponda, tocca Sanchez, di poco al lato. Continua a spingere la squadra di Gallo, qui Guzzardi riceve questo cambio gioco e punta Ranno. Guzzardi accelera, lascia sul posto l'avversario, mette il traversone basso, controlla Giarratana il tiro, deviazione di indelicato e palo che salva Romano. Prima avanzata della Cicatena, rimessa di Ranno che scambia con Sciuto. Ancora Sciuto, braccato da un avversario, riesce a tenere il possesso palla, all'indietro da Ranno. Poi Strano di prima intenzione, stacco di De Emanuele, che beffa il portiere, splendido colpo di testa di Luca De Emanuele. La prima firma in campionato dopo quella in Coppa Italia, porta in vantaggio la Cicatena. Il Noto non ci sta e va subito a caccia del pari. Linares su piazzato, serve Gabrielli che allarga verso Giarratana. Grande palla di Giarratana all'interno per Di Stefano e il mancino fuori di un niente. Romano va al rinvio lungo a cercare la torre di De Emanuele, salta più in alto di lui Signorelli. Ranno riesce a tenere il pallone in campo solo per un istante. Lo anticipa poi Guzzardi che va all'indietro e favorisce Carbonaro che salta un avversario. Carbonaro alla sterzata, Carbonaro il sinistro, ci mette le mani Cialbi. 32esimo, punizione di Signorelli verso Sanchez, la palla passa, Gabrielli in posizione regolare, Gabrielli davanti a Romano, non perdona e punisce l'errore della difesa catenota. Il Noto ha pareggiato con Gabrielli. Linares verticalizza su Sanchez, di prima intenzione allarga bene su Giarratana. Giarratana può spingere, punta Arturo Strano, sterza a sinistra. Il cross al centro, Gabrielli anticipa Ranno. Gabrielli ci mette il piede Romano. Tornano in attacco i biancorossi, salvo Strano sulla tre quarti per De Emanuele. De Emanuele va da Carbonaro, Carbonaro resiste un contrasto, ancora Carbonaro. Carbonaro la conclusione, in due tempi Cialbi. Battute finali del primo tempo, corner di Salvostrano, la palla passa, finisce fuori dall'area, la raccoglie Sciuto. Sciuto la rimette in mezzo. Nel cuore dell'area la palla finisce a Carbonaro, Carbonaro il tiro, respinge Cialbi. Nella ripresa subito un cambio per Mister Manca, fuori indelicato.
e debutta in campionato per il classe 2007 Cristiano Garozzo. Biancorossi che partono forte nel secondo tempo, punizione di De Emanuele, direttamente in porta, Cialbi in qualche modo e poi la difesa libera. Ancora Cicatena su palla inattiva, calcio d'angolo di Salvostrano, sul secondo palo per Longo di testa, completamente solo, non c'entra il bersaglio. Si scuotono i padroni di casa, Di Stefano combina con Giarratana, ancora Di Stefano. Bene, filtrante all'interno dell'area per Giarratana, l'assist per Sanchez, il velo, Signorelli il tiro, respingeranno, poi testa di Gabrielli e la punta delle dita di Romano. Dalla bandierina va Guzzardi, morbido verso Linares di testa, salva tutto Carbonaro e poi Ranno allontana. Minuto 72, Frontera avanza palla al piede sulla sinistra, poi grande lancio con l'esterno per Guzzardi, posizione giudicata regolare, Guzzardi uno sguardo in mezzo, Guzzardi al centro, provvidenziale la spaccata di Calia ad anticipare Gabrielli. Altre 2 sostituzioni per Mister Manca, fuori Salvostrano e Solimene, dentro Condorelli e Furnari. Di Stefano con le mani, testa di Calì che anticipa tutti. Poi Furnari va al rilancio a cercare Carbonaro nel cerchio di centrocampo. La mette giù il numero 7, Carbonaro. Gira a sinistra dove c'è Condorelli. Condorelli, grande palla per Carbonaro, posizione regolare. Carbonaro alla conclusione dal limite, sbilenca e fuori bersaglio. Ultimi minuti del match, Linares alza la testa e vede sulla tre quarti Sanchez. Sanchez è braccato da Longo, riesce a girarsi, l'assist per Gabrielli, Gabrielli il tiro, respinge Romano che salva il risultato della sua porta. Finisce dunque in parità la prima giornata del girone di ritorno, la Cicatena esce dal campo del Noto con un buon punto al termine di un match sofferto. Sicuramente c'è il rimpianto per come è stato subito il gol del pareggio, ma il bicchiere oggi è mezzo pieno, viste anche le ghiottescenze che gli avversari hanno avuto ed in cui c'è stato bisogno di un grande Romano per conservare l'1-1. C'è tempo per migliorare gli aspetti del gioco che non hanno funzionato, a cominciare da domenica prossima, quando i catenoti ospiteranno il Priolo, in quella che sarà la terza sfida fra le due squadre nell'ultimo mese, dopo precedenti in Coppa Italia.
Applausi con convinzione per un 2-0 che inaugura, come meglio non si poteva, il 2025 in casa ACI Buonaccorsi. Al rientro dalle vacanze un perentorio successo nello scontro diretto tanto atteso contro la Giminica Scordia cancella lo 0 delle vittorie interne e consente all'11 del tecnico Peppe D'Antone di compiere un deciso balzo in avanti in zona salvezza. E il sabato di diverse novità in organico a coronamento di una massiccia operazione di mercato. Dentro e subito titolari Carmelo Nicosia nel reparto trequartisti insieme alla Spina e Capitan Divenuto. Dentro anche il centravanti Valerio Calarco. Panchina per Francesco Strano, Giovanni Nicolosi e Giovanni Talio. Insomma, iniezione di gioventù per ricominciare a scalare una classifica deficitaria. Così è proprio di Nicosia la prima chance dopo 5 minuti su costruzione di La Spina e Divenuto. Antipasto del gol che cade al 13°, mentre la Giminica perde per infortunio Strano rimpiazzato da Scoglio. Testa di Scorciapino a intercettare un lancio ospite. Abramo la gioca su Sannè che allarga su Divenuto. Convergenza diretta verso La Spina che apre un corridoio centrale e preciso su Nicosia. La partenza del numero 7 in mezzo a 3 e il primo passo verso la gioia. Diagonale preciso sull'uscita di Nicotra e 1-0 per l'ACI Buonaccorsi a 2 giri di lancette dal quarto d'ora. Una serie di punizioni scordienzi, ben controllate da Viola, la più pericolosa questa di Sottile, e uno dei 2 segnali di reazione insieme a questo colpo di testa di Scoglio di poco a lato, sporadici, apportati alla porta di casa. A fare la partita con ordine è sempre la squadra di casa con i protagonisti del gol più Calarco e il raddoppio viene mancato non di molto. È il sabato in cui è promossa a pieno anche la difesa dell'ACI Buonaccorsi. I 2 centrali, Di Mauro e Di Paola, a pieni voti. Quest'ultimo esce ottimamente a caccia di Abramo. Palla a Divenuto che da 25 metri scarica un destro terrificante su cui Nicotra compie il miracolo. Il vantaggio, pur minimo, è rassicurante e la ripresa è quasi una fotocopia del primo tempo. Sannè lancia Calarco che vince un duello con Egitto. Duello e anche reiterato tra Divenuto e Nicotra che con l'aiuto del palo salva i suoi dal naufragio anticipato. E anche il sabato dei portieri. Viola non vuole essere da meno ed evita il pari su Calì, sull'unico buco concesso alla Giminica. Parata decisiva al quarto d'ora. Decisiva perché al 21° Lamin Sannè mette il punto esclamativo di testa e correggendo una punizione di La Spina, realizzando il 2-0 e il secondo gol personale in stagione. Gioia in campo e sugli spalti per un'impresa ormai vicino alla diventare realtà. Inizia a questo punto il giro di cambi, esordisce Strano che rileva Abramo e Nicosia va vicino alla doppia personale calciando alto su assist di Divenuto. Poi Di Paola raccoglie un rinvio avversario e si avventa con personalità in aria triangolando in modalità aerea al limite con Calarco. Scoglio lo stende in maniera evidente, ma per l'arbitro bel tempo di Palermo è tutto nella norma tra le proteste. Poi Nicosia concede la possibilità a Romano di affondare da destra. Altre triangolazioni in cui stavolta entra in gioco La Spina. Il 3-0 rimane solo nei pensieri. Porta inviolata alla mezz'ora su altro tentativo di Sottile per una partita che non riserva più emozioni. Entrano Scalia per La Spina, Cucuzza per Nicosia e al posto di Calarco entra Cerasuolo che aveva fatto l'esordio in dicembre, sempre in tema di novità di mercato. Infine Talio mette firma per la prima presenza in giallo-verde, oggi maglia blu, al posto di Sannè. Prossimo appuntamento in campo esterno Pro Ragusa. A proposito, nell'altro anticipo di questa prima giornata del gruppo D di promozione, ha sbancato Priolo 2-0 e ha consolidato il quarto posto. Poi, per l'ACI Buonaccorsi, ACI Galatea e Friggentini. Passerà da qui e da questo gennaio di rinascita la quota salvezza. Mister, un inizio d'anno così lo aspettavamo perché sono stati giorni intensi, nuovi acquisti, nuova volontà, uniti si vince, il nuovo slogan per questo girone di ritorno. Sì, indubbiamente ci siamo preparati bene nella sosta, abbiamo fatto qualche accorgimento sia a livello tattico che a livello di calciatori con la finestra di mercato aperta e grazie al lavoro del direttore sportivo Racca abbiamo trovato un equilibrio per il discorso dei reparti, siamo coperti in tutti i reparti. Certo, oggi è andata bene, è stata una partita che onestamente abbiamo meritato di vincere, siamo soddisfatti e questo ci fa sperare bene per il futuro. Una Giminica Scordia che comunque non ha mollato neanche un centesimo, soprattutto nel secondo tempo, ma proprio in quel momento l'ACI Buonaccorsi è venuto fuori con una determinazione che non si vedeva da parecchie gare.
Abbiamo una squadra con molti giovani, oggi ne abbiamo schierati dall'inizio 5 under in campo. Questo è stata una pecca che ci siamo portati anche nel girone di andata, abbiamo perso diversi punti per inesperienza. A fine del primo tempo, nonostante eravamo in vantaggio per 1-0, ho dato un'ulteriore scossa di non abbassare la guardia, perché sapevo che lo Scordia sarebbe stato un avversario ostico fino alla fine e lo ha dimostrato. Cosa non ti è piaciuto di questa squadra? Secondo me pochissimo, almeno in questa partita. Allora, no, devo dire che l'equilibrio che devo, diciamo, l'abbiamo mantenuto, perché abbiamo cambiato modulo, i ragazzi hanno dato tutto, forse posso rimpiangere qualche ripartenza che ci lavoreremo, che potevamo sfruttare meglio, perché la partita la potevamo chiudere prima, poi loro hanno rischiato anche di pareggiare, è stato bravissimo Simone Viola a salvare il risultato, poi l'abbiamo chiusa e poi non c'è stata storia, voglio dire, loro mettevano la palla su, tentavano magari di riaprirla, però diciamo che solo questo posso recriminare i miei ragazzi. Poi dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista del gruppo che abbiamo creato, abbiamo approfittato di questo mese di sosta con quelli nuovi e quelli che avevamo, diciamo, stiamo crescendo, e cercherò di far sentire tutti utili per la causa, perché serve il gruppo prima di tutto per ottenere dei risultati. E sabato prossimo vi aspetta una trasferta impegnativa, ma lo spirito credo che sia quello giusto per cercare di far risultato anche in casa del Pro Ragusa. Sì, viviamo alla giornata. Vedete ragazzi, per noi sono 13 finali, perciò noi giocheremo tutte le partite per vincerle. È chiaro che a Cospetto avremo un avversario importante che abbiamo affrontato all'andata, dove ce la siamo giocati, devo dire la verità, nonostante loro occupano un'ottima posizione in classifica. Con molta umiltà e rispetto dell'avversario andremo lì e cercheremo di fare il massimo per ottenere un risultato positivo. Con questa sonante vittoria 8-1 nei confronti dell'Aci e Galatea, il Niscemi FC ha probabilmente messo la parola fine per quanto riguarda il risultato finale sulla squadra che vincerà questo girone D del campionato di promozione. Vedremo cosa succederà a questo punto, soprattutto nella bagarre play-off, ma anche play-out, che sono sempre molto importanti. Adesso ci fermiamo, abbiamo chiuso lo spazio dedicato ai 4 gironi del campionato di promozione, brevissima pausa pubblicitaria e poi subito sarà la volta del campionato di prima categoria. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Parte finale della nostra trasmissione, lo facciamo con il rullo comprendente i risultati, le classifiche e le immagini dei 6 gironi del campionato di prima categoria.
Sì, è stata una partita che abbiamo cercato di chiudere fin da subito. Entro i primi 20 minuti già stavamo 2-0, poi purtroppo non siamo riusciti a chiudere il 3-0 nel primo tempo, ma siamo entrati con la giusta mentalità nel secondo tempo e siamo riusciti a portare a casa il risultato. In difesa possiamo dire di avere un buon reparto, dove abbiamo difensori tutti preparati e soprattutto uniti tra di noi. Li abbiamo messi sotto di più, forse è stata una prova d'orgoglio nostra. Ci siamo trovati sotto di 2 gol subito. Il Santa Teresa è una squadra che si è presentata ben organizzata, i ragazzi si muovevano bene. 10 minuti un attimo nel pallone, poi abbiamo provato a dire la nostra, però il risultato parla, penso, chiaro lo stesso. Noi sì, a sprazzi possiamo anche fare un bel gioco, però quello che non ci aiuta poi è il livello atletico nostro. Questa è la realtà dei fatti, perché cerchiamo di esprimere le idee del mister, che è l'unica cosa a mio avviso chiara che c'è, perché poi del resto ci sono tanti punti da rivedere, ma da parte di noi ragazzi. La partita sapevamo che non era facile, sia per il campo, sia che veniamo dalla sosta lunga delle feste, però alla fine abbiamo portato i 3 punti a casa, che era la cosa più importante. Il nostro obiettivo è la salvezza, guardiamo partita per partita. Domenica c'è la Virtus Etna e ci prepariamo per loro, poi guarderemo le altre partite archiviando quella di domenica. La partita è andata bene perché per quanto mi riguarda sono rimasto lucido, concentrato e ho cercato di essere presente appunto nel momento presente. E devo dire che ci siamo difesi abbastanza bene e sono stato molto concreto nelle tre palle che ho avuto a disposizione. Sono molto felice perché già dall'anno scorso li conoscevo. Ho avuto il piacere l'anno scorso di essere chiamato dal direttore Bruno e quest'anno ho avuto la possibilità di essere aggregato a questa bellissima società di cui già l'anno scorso avevo respirato la bellissima aria di entusiasmo, e devo dire che con i compagni mi trovo molto bene, con i direttori, il mister e tutti, quindi sono molto felice. Diciamo che è stata una partita tosta, sempre al rientro della sosta. È stata una partita veramente difficile, però alla fine abbiamo lavorato bene durante queste feste natalizie e il risultato ci ha dato ragione. Conoscevo il gruppo da fuori, poi il direttore Bruno mi ha contattato e subito ho accettato di venire qui in questo gruppo famiglia. Le immagini, i risultati, le classifiche del campionato di prima categoria in chiusura della puntata del giovedì di Penalty. Grazie per essere stati con noi ci vedremo mercoledì prossimo sul canale 15 di 7 Gold, perché come al solito il mercoledì alle 15:20 Penalty parla soprattutto di Serie D e dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.